Ancora una volta ho potuto constatare che, seppure siano stati fatti dei lavori dopo la rivolta che aveva portato alla distruzione dell'istituto penale per minori, questi lavori sono stati di un semplice ripristino che non hanno risolto il problema degli spazi, del sovraffollamento e che quindi impediscono quelle attività rieducative, ricreative, sportive, di avvio al lavoro che invece sarebbero necessarie. Un'interrogazione al ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, sulla situazione degli istituti di pena minorili del Veneto, con un focus specifico su quello di Treviso. Sovraffollamento, spazi inadeguati interni ed esterni sono i principali aspetti che il senatore Dem Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, di recente in visita a Santabona, ha sottolineato rivolgendosi al guardasigilli. Ho anche chiesto in questa interrogazione al Ministro della Giustizia quali siano i tempi certi e reali per il completamento dei lavori dell'istituto di Rovigo e quindi per il trasferimento da Treviso a Rovigo. Naturalmente per il rispetto delle condizioni di chi è detenuto anche dopo quello che è successo negli ultimi giorni al carcere minorile Beccaria di Milano. A Treviso sono ospitati 20 minori quando la capienza prevista è di soli 12 posti e la cronica carenza di personale rende la situazione ancor più critica. Bisognerebbe intervenire non solo per migliorare le condizioni strutturali, ma anche per rafforzare e potenziare la polizia penitenziaria e con la polizia penitenziaria quegli operatori, quei docenti che lavorano nell'ambito della rieducazione.